Assessore Roberti, quest'oggi è presentata la festa della patria del Friuli che si terrà il 6 aprile a Sacile, una novità perché è un comune a cavallo tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e, come ha ricordato lei, anche una festa che sta mettendo vicino sempre più comuni. Sì, la festa finale a Sacile, che già di per sé è una grande novità perché parliamo di un comune venetofono dove sostanzialmente si parla un dialetto veneto e non friulano, ma che ha nella sua storia un pezzo della storia della patria del Friuli, cioè del patriarcato di Aquileia, e quindi è importante celebrarlo per celebrare l'identità di un popolo. Ma quella è soltanto la festa culmine, perché se l'evento principale è a Sacile, in realtà prima ci sono altri 200 eventi collaterali organizzati in 130 comuni diversi, non soltanto del Friuli Venezia Giulia, ma anche comuni del Veneto in cui si parla il friulano. Quindi una festa sempre più sentita da parte delle amministrazioni locali, che evidentemente rispondono a una necessità dei cittadini a cui l'amministrazione regionale vuole dare una risposta, sostenendolo anche dal punto di vista economico e celebrando in tutti i palazzi regionali per quella giornata la festa e l'identità di un popolo. Tra l'altro è stato ricordato come anche all'interno dei comuni ci sarà un'identità legata a questa aquila, in questo materiale particolare che consentirà quindi di conoscere anche la storia del comune. Mi pare su questo anche la Regione è presente. Sì, noi siamo presenti in tutte quelle iniziative che servono per valorizzare questa identità forte. Se Arlef per 364 giorni l'anno si occupa formalmente ed essenzialmente di promozione della lingua e di parlata delle persone, fare in modo che quella parlata si sviluppi sempre di più, è giusto anche dedicare un piccolo spazio all'identità. In questo senso mettiamo sul piatto tutte le iniziative possibili, comprese quelle di carattere artistico, che ci servono proprio per ricordare qual è la storia del nostro popolo.